C'è un gruppo di cittadini È impegnata, è impegnata. ecco, che ha formato un comitato a difesa del torrente Alberone di Savogna, perché c'è in atto una richiesta la seconda richiesta di un progetto per una centralina idroelettrica che sostanzialmente toglierebbe dal corso del fiume l'acqua per circa 2 chilometri nella prima parte di questo torrente, che è una parte ancora totalmente naturale e soprattutto anche a regime torrentizio, e questo prelevamento di acqua comporterebbe dei danni comunque, e incide sulla flora, sulla fauna. E per non portare neanche un beneficio economico, perché queste centraline fatte in questo modo tendenzialmente guadagnano su dei contributi che vengono dati. Allora, rovinare l'ambiente per guadagnare su tasse o su soldi che comunque vengono messi da altri cittadini non ci sembra un'ottima idea. 390 firme? Sì. 390 firme.